Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2-3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 5745 55. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, edizione flash del nostro infofriulitv.net. Apriamo subito con il Covid-19 perché è in corso in questi minuti, mentre stiamo andando in onda, una conferenza stampa presso la sede operativa della Protezione Civile regionale in quel di Palmanova. Ci sono dei temi molto importanti perché in primis, va detto, sarà presto possibile in Friuli Venezia Giulia prenotarsi per il vaccino anti-Covid. E la notizia proprio in apertura data dallo stesso assessore regionale Riccardi insieme al presidente della regione Massimiliano Fedriga. I temi e il monitoraggio a distanza dei pazienti Covid, si sta parlando in questi minuti, come detto, in questa conferenza stampa che è in corso presso la sede regionale della Protezione Civile a Palmanova. Nella prossima edizione, insomma, dovremo avere il servizio che stiamo attendendo per poi mostrarvi, soprattutto sentire le dichiarazioni a caldo sia del presidente Fedriga sia del vicegovernatore Riccardi. Questa è una cosa importante, che comunque sarà presto possibile prenotarsi per il vaccino anti-Covid. Cambiamo argomento. Durante specifici servizi finalizzati al contrasto del traffico e del consumo di sostanze stupefacenti, il personale del commissariato di pubblica sicurezza di Monfalcone ha effettuato una perquisizione in un appartamento, nei pressi del quale era stato notato l'insolito via vai di giovani note alle forze di polizia per reati inerenti agli stupefacenti. All'arrivo della polizia, GA, 27enne, originario di Trieste, pregiudicato, attualmente in attesa di occupazione, si è rifiutato di aprire l'uscio per poi cercare di fuggire da una finestra, tentativo andato a vuoto poiché una volta forzata la porta d'ingresso gli agenti sono riusciti a bloccarlo sul cornicione dal quale stava per raggiungere il giardino condominiale. Riportato all'interno dell'appartamento, l'uomo ha opposto una violenta resistenza, minacciando gli operatori e sferrando con calci e pugni finché è stato ammanettato e dichiarato in arresto. Dal primo sopralluogo sono emerse importanti novità, come vedete dalle foto in sovraimpressione. Praticamente sono stati pensati e sequestrati notevoli quantitativi di marijuana, un bilancino di precisione
minuziosa perquisizione dell'appartamento ha poi permesso di rinvenire e sequestrare, nascosti anche nel frigorifero, considerevoli quantitativi di droga di vario tipo ed una grossa somma di denaro. Al termine delle operazioni di rito l'uomo è stato associato alla casa circondariale di Gorizia. Venerdì poi il GIP del Tribunale del capoluogo del Friuli Orientale ha convalidato l'arresto, disponendo il provvedimento della custodia cautelare in carcere. Si tratta di uno dei più ingenti sequestri di sostanze stupefacenti effettuato nel mandamento di Monfalcone. La vendita delle singole dosi delle droghe rinvenute avrebbe fruttato almeno 50.000 euro agli spacciatori. Sono in corso mirate indagini coordinate dal sostituto procuratore Ilaria Iozzi della Procura di Gorizia, tese a risalire alla provenienza degli stupefacenti ed individuare tutti i soggetti coinvolti. Prima di chiudere, una notizia che è appena giunta in redazione: è stato chiuso il tratto tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave in direzione Venezia, chiusi gli svincoli in entrata a Cessalto e San Stino sempre verso Venezia a causa di un veicolo in fiamme, come potete vedere dalla telefoto che ci è appena giunta in redazione. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, la polizia stradale e i tecnici di Autovie Venete, concessionaria dell'autostrada, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'arteria. Al momento non si segnalano persone coinvolte. Nel corso poi della prossima edizione saremo ancora più precisi nei dettagli. Sempre rimanendo per l'autostrada, attenzione che dalle 21 di oggi, lunedì 21 dicembre, alle 5 di domani, chiusa la rampa di collegamento fra la 4 e la 23 sulla direttrice Venezia-Udine all'altezza di Palmanova per i lavori inerenti alla terza corsia. Con questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, vi diamo appuntamento alle 14:30 circa per Linea Diretta con un ospite. Parleremo di un'importante villa alle porte di Cividale del Friuli. Non vi anticipiamo ancora di più, dunque vi diamo appuntamento alle 14:30. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto, restate con noi. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 5745 55. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay.